prodigi dell'universo, tu sei il Re. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto tutti, cari fratelli e sorelle, saluto Padre Battista, saluto Don Marco, voi non lo vedete ma è lassù che suona l'organo, alla fine darà un saluto. Ci prepariamo a vivere questa celebrazione proprio nel giorno 21 di novembre, festa tradizionale della Madonna della Salute, che in questa chiesa viene particolarmente venerata. Prepariamoci alla Santa Messa, oggi è anche la solennità di Cristo Re, l'ultima domenica dell'anno liturgico, le letture e le preghiere saranno proprio quelle di Cristo Re, ma ricorderemo ovviamente anche la Madonna della Salute. Per essere più degni di celebrare la Santa Messa, chiediamo, come sempre, con umiltà e fiducia, il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli
dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Da lode al Signore, anima mia. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Da lode al Signore, anima mia. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Da lode al Signore, anima mia. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Anima mia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi, e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per Lui tutte le tribù della terra si batteranno al petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo.
Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Solennità di Cristo, Re dell'universo. Gesù è Re. Abbiamo sentito, lo dice. Tu sei Re? Sì, lo sono. Ma è Re, abbiamo capito anche questo, in un modo strano, paradossale. Lo dice lui stesso: il mio regno non è di questo mondo, non sono re secondo il modo che si pensa in questo mondo. Egli dirà: è re nel dare testimonianza alla verità. Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Ecco in che modo Gesù è re. E la verità di cui parla Gesù non è una verità, che so io, giornalistica o semplicemente quella che matematica o scientifica o politica. No. La verità di Dio è qualcosa di diverso. Ciò che è vero per Dio non sono le cronache giornalistiche, mondane, economiche, politico-sportive. Ciò che è vero per Dio è l'amore, la capacità di volersi bene, di vivere come figli e come fratelli. Questo è il progetto di Dio sulla storia, quel progetto che Dio non solo desidera, ma anche si impegna ad attuare. Tutto il Vangelo di Giovanni, perché questo è il Vangelo di Giovanni, apro questa parentesi, tutto il Vangelo di Giovanni è come un grande processo, Sono davanti due affermazioni: il modo di vedere del principe di questo mondo, che è il diavolo, il tentatore, il padre della menzogna, che dice tutto è prepotenza, tutto è falsità, tutto è inganno. Chi avrà l'ultima parola è la violenza, la morte. E dall'altra parte c'è Gesù, come davanti a un processo, che dice no, non è vero. La storia, la vita degli uomini ha una meta che non è il male, la morte, la distruzione, la cattiveria, la prepotenza, ma è il bene, è la filiolanza, essere figli, è la fraternità, essere fratelli. Questo è il desiderio di Dio e questo Dio si impegna ad attuarlo. E Gesù, testimone della verità, sono venuto per dare testimonianza alla verità, questa verità, quella di Dio, dona la vita fino alla morte per dire questo è il modo giusto di vivere, questo è il modo, questa è la verità. Ciò che è vero quindi è l'amore, la capacità di volersi bene, la capacità di vivere da figli e da fratelli. Questo costituisce la verità della vita e della storia. Gesù è re nel rivelare e nel dare attuazione a questa verità dell'amore, e lo fa, come dicevo prima, fino a dare la sua vita. Ecco, questo quindi è un primo pensiero. Abbiamo un re
che non domina, che non fa il prepotente, il vanaglorioso, ma che dona tutto se stesso, perché nel mondo si realizzi l'amore, la pace, il rispetto reciproco, la fraternità, la figliolanza nei confronti di Dio. Ecco un primo pensiero che questa festa ci comunica e che deve riempirci anche di consolazione, perché se abbiamo un re di questo tipo, siamo nella speranza, non nella paura, nella confidenza, non nel timore. Un secondo pensiero, molto breve, è questo. Maria, festeggiamo Maria, Madonna della Salute, Maria ha fatto sua, ha vissuto anch'essa questa verità. Guidata dallo Spirito Santo, Maria ha fatto della sua vita un dono, proprio come Gesù ha insegnato e ha fatto. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Sono le parole con cui Maria ha risposto all'angelo e Maria ha fatto questo lungo tutta la sua vita. Ha fatto della sua vita proprio un dono. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me quello che tu hai detto. Dal momento dell'Annunciazione fino al Calvario, dove ha patito insieme con il suo figlio Gesù, offrendolo per la salvezza del mondo. Ma un terzo pensiero dobbiamo esprimere in questo giorno in cui facciamo memoria di Cristo Re, ma anche della Madonna della salute. Facendo questo, cioè offrendo la sua vita in dono, e pregando, cioè intercedendo maternamente per gli uomini perché la verità di Gesù si attui nella loro vita e nella vita dell'umanità, perché Maria fa questo, ed è questo che noi chiediamo a Maria, quando preghiamo Maria. Cosa diciamo? Prega per noi peccatori. L'Ave Maria, quella preghiera più comune e più bella che noi abbiamo imparato da piccoli a dire Maria e che continuiamo a dire tante volte personalmente o assieme nel rosario, si limita a chiedere a Maria, prega per noi, prega. Quindi Maria nel vivere, nel darci l'esempio e nel pregare, perché anche noi possiamo fare la stessa cosa, cioè fare anche della nostra vita un dono, Maria si pone a servizio della salvezza. Salus, che non vuol dire solo salute, ma primariamente salus vuol dire salvezza, anche salute. Ma prima di tutto vuol dire salvezza. Salus infirmorum, noi pensiamo subito alla salute degli infermi, la salute fisica, certo, ma prima di tutto e più profondamente è la salvezza, Maria si pone a servizio della salvezza di ogni uomo e di ogni donna di questo mondo e di tutta l'umanità, al servizio della salvezza integrale della persona e quindi anche della salvezza fisica, nella salute, certo. Per questo noi la invochiamo Madonna della Salute. Ma ricordiamo che soprattutto Maria si mette a servizio della salvezza di tutta intera la persona. Non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo comunque mortali e che la salute fisica non può essere l'ultima parola, perché purtroppo anche chi ha salute fisica morirà sano, ma morirà. L'ultima parola è la salvezza che si apre alla vita eterna. Per questo noi invochiamo Maria dicendo prega per noi peccatori, infermi, salus infirmorum. Le infermità sono le infermità fisiche, ma spesso sono anche le nostre infermità morali, le nostre pigrizie, le nostre invidie, le nostre cattiverie, gli altri piccoli o grandi vizi che noi abbiamo lasciato crescere dentro la nostra vita. Siamo infermi anche spiritualmente. Prega per noi peccatori, per noi infermi fisicamente e spiritualmente, prega per noi peccatori adesso
nella vita e nell'ora della nostra morte. È nell'ora della nostra morte, quando ormai la salute fisica è alle spalle e abbiamo davanti la morte, o il buio, il nulla, o la speranza, la vita eterna. Prega perché possiamo passare questo momento di prova che è la morte e godere per sempre della salvezza eterna. Ecco, ed è la preghiera che noi facciamo. Maria, che tu che hai vissuto pienamente la verità annunciata dal tuo Figlio, cioè il fare dono a Dio, ai fratelli, di tutta la tua vita, aiuta anche noi a percorrere questa strada e a trovare quindi la salvezza integrale. Se è la volontà del Signore, aiutaci anche a ritrovare la salute fisica, perché non è una cosa poco importante, lo sappiamo bene. Aiutaci soprattutto in questo tempo di pandemia a attraversare questa prova, questa tribolazione, mantenendo la salute fisica. Prega per quelli che sono ammalati perché possano ritrovarla, ma soprattutto aiutaci a trovare la vita eterna, cioè la salvezza totale e integrale della persona. Facciamo proprio nostra questa preghiera per noi, ma anche per tutti i nostri cari, per tutte le persone che incontriamo e anche per le persone che magari hanno perso la speranza o perché sono malati fisicamente e non vedono nessuna prospettiva di guarigione e rischiano di scoraggiarsi. Preghiamo noi per loro e preghiamo anche per chi non ci crede o è lontano dalla fede, perché il Signore tocchi realmente con la sua mano salvifica anche la loro vita. Solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui, le cose sono state create. e per opera dello Spirito Santo si incarnò la Vergine Maria. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salì al cielo alla destra del Padre, verrà alla gloria per giudicare i morti e il suo Figlio alla fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita, Padre dal Figlio, il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa pura, santa, cattolica e apostolica, professo il solo Cristo per il perdono dei peccati, accetta la resurrezione dei morti e la vita eterna. Fratelli e sorelle, in questo difficile momento eleviamo con fiducia a Dio nostro Padre la nostra preghiera per intercessione di Maria, salute degli infermi e aiuto dei cristiani. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, in questo tempo difficile, ogni battezzato tenga accesa la lampada della fede, alimentandola con la preghiera personale, familiare e comunitaria. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Oggi è la giornata del seminario e delle claustrali. Preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.
Affidiamo al Signore gli inizi del ministero di Don Davide, che ieri è stato ordinato sacerdote nella nostra cattedrale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus, il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara. La Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero che si prendono cura dei pazienti e per gli scienziati e i ricercatori che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Ascolta ed esaudissi, o Padre buono e misericordioso, queste preghiere che ti rivolgiamo attraverso l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna della Salute. Esaudissile nel tuo amore, tu che vivi e regni per i secoli dei secoli. Amen. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te come cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi la madre di salvezza, benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo per la nostra riconciliazione e ti preghiamo umilmente il tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace e di vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo il tuo Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del nostro Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo, una parola, scambiamoci il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a questo. Destra,
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, come avevo detto, il parroco che è arrivato. Un saluto a tutti voi pellegrini che numerosi siete venuti oggi a questo santuario. Un saluto e un ringraziamento a Sua Eccellenza, Monsignor Vescovo, che ha presieduto con noi questa che è la messa finale delle celebrazioni della Madonna della Salute. Un saluto anche a quelli che ci stanno seguendo sul canale La Tenda TV. A tutti auguro che la Madonna della Salute ascolti ed esaudisca le vostre preghiere. E adesso concludiamo la celebrazione con la lettura della preghiera che proprio il Vescovo ha composto e ha pronunciato per la prima volta l'anno scorso durante il primo lockdown, una preghiera che contiene anche un voto, una promessa che facciamo alla Madonna, quella di venire in processione solenne quando sarà finita la pandemia. E tutti ci auguriamo di poterlo sciogliere presto, questo voto, che quanto prima la pandemia finisca e possiamo fare questa processione, e la faremo molto volentieri. Con fede ci uniamo alle parole di questa preghiera. Io vi ringrazio e arrivederci al prossimo anno. Grazie Don Marco, grazie anche per quanto hai fatto e stai facendo ogni anno in questo santuario, che diventa davvero un polmone spirituale della nostra Chiesa diocesana. La posizione di questo santuario è proprio bella, guarda la città di Vittorio Veneto, ma lo sguardo va ben oltre, e nelle giornate limpide si vede Conegliano, si vede anche tutto il resto della diocesi. Quindi noi invochiamo Maria. Qui so che ci sono tante persone uscendo, prima arrivando ho chiesto dove siete, siamo a Conegliano, quindi tante persone vengono qui sapendo che qui possono essere ascoltate, trovare quella consolazione, quell'ascolto di cui abbiamo bisogno. Ecco, facciamo questa preghiera facendoci voce di tutti coloro che desiderano con tutto il cuore la salute del corpo e dello spirito. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo Tempio con il consolante titolo di salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente, il contagio, cioè che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te che sempre ti sei mostrata provvida madre e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo momento difficile intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando, guarisci i malati e consola chi è nella prova e nella sofferenza. Assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli. O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case, intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagni i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni, volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te.
Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave, o Maria, il Signore è con te, sei benedetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è la nostra ora. E il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su tutti coloro che ci hanno seguito attraverso le frequenze della Tenda TV e rimanga sempre con voi. Amen. della